Portogruaro, nella tarda mattinata di domenica 14 aprile, presso il comparto Pio X, si è svolta la cerimonia per la benedizione della prima pietra del costruendo oratorio. La cerimonia è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia Pordenone, che ha accettato con gioia l'invito della comunità a partecipare a questo storico evento. Sul palco delle autorità c'erano anche Monsignor Pietro Cesco, parroco del Duomo di Sant'Andrea, il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, Don Domenico Sigalotti ed il vice sindaco Luigi Villotta. Nonostante la bella mattinata di sole avesse invogliato un po' tutti ad uscire, non ho visto alla cerimonia alcun consigliere comunale del centrodestra, mentre a rappresentare la maggioranza c'erano i consiglieri Roberto Zanin, Ivana Franceschinis, Anna Maria Pasian, Vincenzo Artino Inaria e Leonardo Moras. Tra gli assessori comunali ho scorto Ivo Simonella e Irina Trigo. Erano venuti ad ascoltare la parola del vescovo Pellegrini anche il presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro, Alvise Cecchinato, e la segretaria della Lega Nord di Portogruaro, Chetti Fogliani, assieme al resto della sua famiglia. A documentare l'evento una sola TV privata locale, con il giornalista Aldo Curtarelli, che al termine della cerimonia ha realizzato un'intervista in esclusiva per TG Caffè 24 con il sindaco Antonio Bertoncello. Monsignor Pietro Cesco ha così introdotto la cerimonia della benedizione della prima pietra. È mio dovere condividere con voi questo momento di gioia e di speranza con la benedizione della prima pietra che poi scopriremo del nuovo oratorio Pio X. Si sta realizzando un sogno da lungo atteso e seriamente maturato a partire dal 2007. Mentre facciamo doverosa memoria dei 60 anni del vecchio oratorio, memoria resa presente anche con l'intervento di Monsignor Domenico Sigalotti, che è stato il primo cappellano con Monsignor Mario Cecconi del primo oratorio. Confidiamo inoltre che il non facile impegno finanziario possa essere insieme condiviso ed affrontato con generosità. Un grazie lo esprimiamo al Vescovo Emerito Monsignor Ovidio Poletto, che fin dagli inizi ci ha guidati e sostenuti. Ed ora il grazie al nostro Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, che continuamente e insistentemente stimola la diocesi ad un forte impegno per la pastorale giovanile e per la pastorale familiare. Un grazie alla Conferenza Episcopale Italiana per il sostanzioso contributo a favore del nostro oratorio, reso possibile dalla contribuzione dell'8 per 1000 a favore della Chiesa Cattolica. Sono oltre 800.000 euro che ci giungono. Di seguito ha preso brevemente la parola Don Domenico Sigalotti, religioso particolarmente affezionato all'oratorio Pio X. Ottobre 1948 ero qui con Monsignor Cecconi e con Monsignor D'Alessi a inaugurare un'ala dell'oratorio e oggi sono qui a ringraziare tutti quanti hanno collaborato perché questa storia di amore continui nella speranza da seminare nei cuori dei nuovi giovani. Io dico che il mondo passato, tutti quelli che hanno lavorato nell'oratorio sono contenti, felici e grati a voi di aver raccolto questa eredità e di averla trasmessa per il futuro. E viva l'oratorio Pio X!
È stato poi ricordato che le parrocchie di Sant'Andrea e di Sant'Agnese collaborano da sempre con il comune di Portogruaro a livello di servizi sociali per assistere assieme le persone che sono in situazioni di bisogno e di fragilità. Tale comunione di intenti si è estesa anche alla riqualificazione dell'oratorio Pio X, una struttura definita di centrale importanza per la città di Portogruaro. A tal proposito il sindaco Bertoncello ha dichiarato: però io credo che dobbiamo prendere le prime parole che Papa Francesco ha detto a tutti noi: non perdete la speranza. Io sono qui a dire questa mattina che non dobbiamo perdere la speranza, perché questa iniziativa raccolga il consenso di tutta la città di Portogruaro. Portogruaro ha bisogno di collaborare, ha bisogno di collaborare con la parrocchia, ha bisogno di collaborare con la società civile, ha bisogno di collaborare con tutti. E quindi questa mattina qui noi rafforziamo questa collaborazione. Noi abbiamo assecondato, aiutato nel rispetto delle regole questa iniziativa e dobbiamo anche ringraziare perché in questa area il comune di Portogruaro nel sottosuolo realizzerà un'opera importante per la città di collegamento con il centro storico. Mi riferisco alla realizzazione di parcheggi che non intaccheranno la superficie, che non cambieranno nulla di quello che c'era prima, semplicemente ci daranno e ci dà l'opportunità di dare un servizio ai nostri cittadini. I parrocchiani, attraverso il loro portavoce, hanno espresso il bisogno di avere accanto a sé il proprio pastore, ovvero il vescovo Pellegrini, nell'impegnativa impresa di erigere il nuovo oratorio, ma soprattutto nel non facile compito di costruire una comunità intorno all'oratorio. Monsignor Pellegrini, nel suo discorso, ha rivolto un grazie anche verso coloro che non hanno condiviso fino in fondo questo progetto. E un'altra cosa, spero di non far soffrire Don Piero, tra i vari grazie, dopo ci pensavo, no? Direi anche grazie a quelle persone sia della società civile ma anche dentro la comunità parrocchiale che non hanno condiviso fino in fondo sto progetto. Dico un grazie anche a loro, ma non tanto di circostanza. Un grazie perché anche con la critica si cresce. Non è che la comunità deve essere esente dalle critiche. Anche nella politica, nella nostra parrocchia, nelle parrocchie in diocesi, è giusto che ci siano idee diverse, è giusto. Però dopo è giusto anche superarle e andare avanti mettendo tutta la nostra capacità e la nostra possibilità. Certamente le critiche fatte ci hanno aiutato a pensare ancora meglio, ancora di più sto progetto, a pensare soprattutto che è vero che in questa situazione di crisi soldi ce ne sono pochi ed è vero che qualcuno poteva dire ma perché spendere i soldi qui e non darli ai poveri, non darli ad altre situazioni. È vero, ci abbiamo anche pensato, però mi ricordo sempre che quando ero giovane pretino, che in parrocchia abbiamo cominciato a mettere in piedi il gruppo missionario, una delle prime cose era stata di andare con un gruppo di persone a visitare le missioni. E come sempre ci sono quelli che la pensano in un modo e quelli che la pensano in un altro, no? E ci avevano detto perché? Perché invece che andare giù voi non mandate giù i soldi del viaggio per fare qualcosa là. E un padre missionario, io ero ancora già abbastanza giovane, ci ha raccontato quel famoso detto che spesso ritorna, no? È meglio dare il pesce a chi ha fame o forse anche qualche volta dargli una canna da pesca che impari a pescare. Ecco, io spero che l'oratorio, con tutta la sua funzione educativa, formativa, cristiana e anche sociale,
serva veramente a cambiare il cuore delle persone, a costruire ancora giovani, adulti nella società, maturi, che sanno fare della propria vita un dono per gli altri. Se noi abbiamo e costruiamo il futuro così, ben vengano anche i soldi spesi per questo oratorio. E grazie, e con gioia benediciamo questa prima pietra. La cerimonia si è conclusa con la benedizione della prima pietra, che non verrà collocata nelle fondamenta del nuovo oratorio, bensì incastonata nella facciata d'ingresso.